Amici di FVG Sport Channel, ben ritrovati, è tempo di Axi Time qui da San Leonardo, siamo pronti per la Gran Fondo delle Frazioni, organizzazione curata dal Bike Center Team, naturalmente come di consueto una gara targata Axi. Axi Ciclismo Udine vuol dire ciclismo su strada, mountain bike, ma anche tanta professionalità, quella messa dai giudici di gara. Ne abbiamo qui con noi uno dei fondatori, possiamo dire, dopo glielo chiederemo per quanto concerne i giudici di gara, Fabio Molinari. Ciao Fabio innanzitutto. Buongiorno. E allora, tante sono le manifestazioni messe in campo da Axi, ma anche tanta la professionalità. Da quest'anno anche un corso per giudici di gara. Sì, l'Axi è riuscito a organizzare un corso per giudici di gara, lo abbiamo fatto quest'inverno, quindi una sessione di corso diciamo sul banco e poi una sessione di corso diretto sulle gare, quindi ai nostri nuovi giudici di gara abbiamo subito fatto vedere come funzionano le cose dal vero e non raccontandogli le cose dai libri. Si è partiti dalla pratica per spiegare bene la teoria, giusto? Esattamente, la teoria è sempre buona cosa, però la pratica poi ti aiuta subito a farti capire come stanno le cose e quali sono i parametri da seguire. Allora, tanti i nuovi giudici, mi dicevi 6 se non sbaglio. 6 giudici, sì, 6 nuovi giudici, diciamo ne abbiamo di giovani, ne abbiamo di alcuni meno giovani, comunque sempre 6 giudici. In un calendario di gare come quello dell'Axi di quest'anno ci vuole un cambiamento, cioè ci vuole la disponibilità di un certo numero di giudici per avere proprio l'opportunità di fare le cose, di farle bene, quindi insomma adesso siamo abbastanza bene. E allora Fabio, come giudice, come ciclista, insomma i tracciati li provi, ti piacciono? È tanta la passione che ci metti nel ciclismo? Sì, lo faccio più per passione che per altro. A me piace stare vicino specialmente diciamo così, al mondo della mountain bike, non me ne abbiano quelli della strada, ma il mondo della mountain bike è un po' più tranquillo, forse perché non c'è il gruppo, non c'è la corsa in gruppo, qui c'è più fatica,
c'è più diciamo il ciclista da solo qui si mette in evidenza, no? Quindi il mondo della mountain bike un po' più tranquillo mi piace un po' di più. Siamo in compagnia di Gianni Scubla. Allora, cominciata la Scrat Race e a breve avremo la Gran Fondo delle Frazioni, poi ci sarà anche un po' di freewheel bike, ma quello che ci interessa è la Gran Fondo. E allora, descrivici un po' il percorso di gara. Il percorso di gara è abbastanza tecnico, è bello, è molto panoramico. La caratteristica che ho cercato di fare è passare per più frazioni possibili, cercando le vecchie strade e sentieri di collegamento delle stesse frazioni. È misto, è veloce e single track, è impegnativo anche dal punto di vista tecnico in salita. Bisogna un po' dosarsi su tutto il percorso per arrivare alla fine. Ecco, 58 mi sembra i chilometri di gara, un buon dislivello, per fortuna è uscito anche il sole, quindi ci si attende davvero spettacolo. Sì. Ma speriamo che il tempo tenga, perché sennò sarebbe veramente peccato, ci si diverte poco. Io il percorso l'ho provato non so quante volte ormai, anche i sassi mi conoscono, e l'ho fatto con la pioggia, con l'asciutto, con tutti i tipi di clima possibili e immaginabili, e spero che si divertano tutti quanti comunque. Noi di Exit Time siamo sempre attenti anche all'organizzazione, a te in primis, ma poi a tutti i collaboratori. Possiamo già fare un ringraziamento per chi si è prestato per questa gara? Sì, ringrazio la Proloco di Stregna, il Coro di San Leonardo, l'Audace di San Leonardo, gli Alpini di San Leonardo, il Vole di San Leonardo, la Stella Azzurra, il Bike Center che organizza anche, diciamo, la manifestazione, la Proloco di Cravero. Qualcuno lo dimenticherò sicuramente. Ne abbiamo già messi un bel po', sì. Però un ringraziamento generale. E tutti gli sponsor, seppur chiamiamoli sponsor, piccoli, mi hanno sostenuto e mi sostengono già da anni nelle mie iniziative. Li ringrazio e spero che ogni anno ci sia sempre più gente. Gran Fondo delle Frazioni che ormai è entrata nel vivo. Intanto chiedo a Franco Bon. Franco, prossimi appuntamenti sempre targati AXI Settore Ciclismo Udine. Dunque, piccola pausa per quanto riguarda la Coppa Primavera. Riprendiamo il 22 giugno a Paolaro, in quel di Paolaro, che è una new entry per noi come società, e andremo a vedere un attimino la Carnia. La gara vale anche quale gara della Coppa Carnia Bike, però diciamo fa parte della Coppa Primavera in primis. Il 22 giugno invece, per quanto riguarda la strada, apriamo la stagione, ahimè questa volta un po' tardi, con la gara di Haiti, la corsa per Haiti a Feletto, che quest'anno ritorna all'antico, non più le due tappe ma tappa unica, 120 km. Mi pare che siano 1200 metri di dislivello, quindi non durissima, adatta ai velocisti probabilmente. E dopodiché andremo avanti, andremo a finire la Coppa Primavera con altre due manifestazioni. Approfitto per dire che probabilmente la gara di Porcia, in un primo tempo prevista per il 15, verrà anticipata a sabato 14. Attendo conferme da parte del collega Eraldo Scipioni, però probabilmente sarà così. E dopodiché andremo a chiudere la Coppa Primavera e cominceremo subito dopo, si comincia già la Coppa d'autunno, agosto-autunno, insomma, tutto assieme. E allora, qui a San Leonardo, ottima l'organizzazione, si spera il prossimo anno di avere
più gente, anche perché questa gara lo merita, davvero un'organizzazione quasi impeccabile. Certo, la logistica, i posti meritano indubbiamente una manifestazione di questo livello. Abbiamo iniziato già l'altro anno, grazie a Tiziano Balutto, a Gianni Scubla. Si pensava quest'anno ad avere un numero un po' più consistente in effetti di partecipanti, ma probabilmente la distanza ha un po' spaventato, perché poi le nostre sono gare di 30 km circa, 27, questa 63 probabilmente ha spaventato più di qualcuno. Bravi coloro che sono venuti a farsi questa gara in uno dei panorami secondo me più belli del Friuli dal punto di vista paesaggistico, tant'è che insomma, pare che Giro d'Italia voglia tentare anche questa strada, dopo aver illustrato mezzo Friuli da una parte, adesso probabilmente lo farà da questa parte. Allora, ti voglio far togliere anche l'ultimo sassolino dalla scarpa, proprio perché hai citato il Giro del Friuli. Allora, questo Zoncolan con questo binomio Kaiser, che insomma, raccontaci. Sì, ti ringrazio per lo spunto. No, adesso va molto di moda Kaiser Zoncolan, no? Perché è entrato nella storia. Grazie a Enzo Caino, sia ben chiaro, soprattutto. Ma diciamo che il merito del marchio, del nome, ce lo prendiamo noi come Amici e Bici, perché avevamo visto lontano e lungo già nel 2004, quando abbiamo ideato il marchio e la dicitura e registrati. Ora tutti lo utilizzano, tanti secondo me un po' a sproposito, direi che adesso forse è ora di finirla. Insomma, adesso il marchio Kaiser Zoncolan, lo si sappia, è un marchio registrato sia come logo sia come dicitura, ed ora in poi chi vuole usarlo deve passare un attimino da noi. Il signor Luca è arrivato felice e contento all'arrivo. Allora, com'è andata oggi? Benissimo, un percorso stupendo, d'altronde da queste parti cosa si può aspettarsi se non dei percorsi eccezionali. È molto tecnico e anche selettivo secondo me. È andata bene, ho visto anche qualcuno purtroppo rotolare a terra, ci stava nella mountain bike, a me è andata bene. E come appunto avevo detto, difficoltà ci sono, giusta, diciamo un buon compromesso come percorso secondo me. Ecco, vedo che tra l'altro hai una divisa della Bastioni Bike, amici che poi hanno organizzato la prima gara che purtroppo causa pioggia, perciò vogliamo fargli uno spot in vista di quella che poi sarà la gara di agosto. Bravo, la gara di agosto sarà una 12 ore sul percorso, come ha detto Marco, di Palmanova. È un percorso di 6 km al massimo da ripetersi più volte, appunto per 12 ore, con la speranza, con l'auspicio che non ci sia il tempo inclemente del 23 marzo, te lo ricordi che c'era una bruttissima giornata. Il percorso lo stiamo già preparando, si può già andare a provare a Palmanova, nella tratta compresa tra Borgo Udine e Borgo Cividale, la zona del polisportivo praticamente. Si partirà alle 22 di sabato 30, se ricordo bene, e terminerà alle 10 di domenica 31. Questa sarà la prossima manifestazione che organizza il gruppo Bastioni Bike. Allora, grazie Luca, davvero complimenti per questa bella prestazione. Grazie a voi come sempre, grazie.
Maxi Time giunge al termine, una bella gara quella di San Leonardo, ancora una volta sotto l'egida di AXI Settore Ciclismo Udine. L'appuntamento, come di consueto, è sempre qui su FVG Sport Channel.